L'appuntamento è per le 11 al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. All'ordine del giorno c'è il Mose, ma il dibattito e le polemiche che dal disastro sfiorato il 2 giugno nel canale della Giudecca rimbalzano senza sosta da Roma a Venezia sono tali da avere preso spazio persino ad un'opera costosa e travagliata come quella che dovrà difendere Venezia dalle alte maree. Parleremo di problemi reali. Guardi, io non cerco la rissa con nessuno, però di certo non ho gradito il fatto che si sia detto che io non vado alle riunioni, quando di riunioni sulle grandi navi ne è stata fatta in un anno una sola, una di natura tecnica, alla quale ho mandato i tecnici, quindi ho mandato il mio assessore De Berti, ed è stata una riunione che si è tenuta il 19 febbraio del 2019. Un incontro che tra l'altro l'assessore Elisa De Berti aveva descritto in un comunicato in termini poco lusinghieri nei confronti del ministro Toninelli. Al Ministero sarà necessario accantonare le tensioni accumulate in queste settimane. Resta fermo per noi il tema del comitatone, di quello che è stato fatto a novembre 2017 con il suo predecessore, con il ministro Del Rio. E dopodiché cercheremo di capire, guardi, non ne faccio una questione di vita o di morte. Certo è che le grandi navi, si dice da anni ormai, che debbano uscire dal canale del Giudecca e dal bacino San Marco. Io sono assolutamente d'accordo, l'unica soluzione rapida è quella di utilizzare una viabilità acquea che è distante da Venezia, che è utilizzata da sempre dalle petroliere che vanno a Marghera, e quindi si può utilizzare la stessa viabilità portando le grandi navi a Marghera. Su Marghera però, secondo il ministro Toninelli, che col Movimento 5 Stelle punta alla deviazione della crocieristica a Chioggia, non ci sono neanche studi approfonditi, un tema che è stato recente motivo di polemica col suo predecessore Del Rio, che parla invece di centinaia di pagine già pronte e solo da leggere. Intanto a Venezia le grandi navi continuano a passare, compresa la opera MSC che riparato lo scavo è già tornata davanti a Piazza San Marco. Chi ancora non naviga è il battello fluviale turistico River Countess, travolto dall'incontro con le 65.000 tonnellate che gli sono piombate addosso al terminal di San Basilio, è arrivato al porto di Trieste per riparazioni. Rispetto alla nave da crociera, per la Contessa del Fiume evidentemente ci vorrà un po' più di tempo.